Il cordoglio e l'indignazione. Il cordoglio della città di Jesolo e dei molti turisti in vacanza si scontra con l'odio sui social. Due facce di una stessa drammatica giornata. Mentre perdeva la vita il giovane di origine senegalese di 23 anni, residente a Ponte di Piave, Elaji Malik Diagne, cittadino italiano e perfettamente integrato, la pagina Facebook Occhio Jesolano veniva subissata di commenti razzisti, tanto da costringere gli stessi amministratori a rimuovere tutti i commenti intrisi di odio, razzismo e ignoranza. Come si legge nel comunicato, dettati dai sentimenti più meschini nei confronti di uno sfortunato ragazzo di colore annegato il giorno di Ferragosto nel nostro mare, colpevole di voler solo trascorrere qualche ora spensierata. Ci chiediamo, continua il comunicato, come sia possibile nel 2019 tanta ferocia e crudeltà verbale. Ci dissociamo e esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia. Inoltre saranno cancellate e segnalate a chi di competenza ulteriori esternazioni che non rispettano i diritti inalienabili di ogni essere umano. Dall'odio osceno al cordoglio della città. Ieri il sindaco di Jesolo ha annullato i fuochi di Ferragosto, spinto da un sentimento di solidarietà e di rispetto per la famiglia del giovane Malik. Fatto gravissimo, un dramma perché vedere un ragazzo che perde la propria vita è sicuramente un fatto molto molto grave. Ieri è stata presa la decisione, anche se non facile ovviamente, di sospendere i fuochi d'artificio con oltre 500.000 persone che erano presenti, e quindi chi non sapeva il motivo ovviamente ha criticato, però posso dirlo che quasi tutte le persone, escluso qualcuno, hanno approvato questa decisione difficile. E oggi è il giorno della vicinanza, dell'abbraccio ai genitori, alla famiglia, perché ovviamente perdere una vita in un giorno di vacanza è un dramma per tutti noi, e quindi io credo che la città di Jesolo sia ospiti, turisti, cittadini, siamo tutti vicini al papà, alla mamma, al fratello e alla famiglia.